Il sommario di questa settimana: UAPI per il futuro della provincia, marchio IGP per i casunziei bellunesi, ripartono i laboratori di make-up ed infine De Pellegrin dell'ANAP Veneto, preoccupazione per il caro vita. Ben ritrovati dopo la pausa estiva al primo appuntamento con Impresa Diretta. Dopo i sindaci anche le organizzazioni imprenditoriali, UAPI compresa, insieme a CGIL, CISL e UIL, nei giorni scorsi hanno diffuso un documento congiunto sul riordino della provincia. L'unità della nostra provincia non può essere messa in discussione da un decreto e da una delibera del governo. È il commento del presidente dell'UAPI di Belluno, Luigi Curto. Alla fine prevarrà la ragionevolezza, ma fino al 24 ottobre bisogna che facciamo sentire la nostra voce con forza e determinazione. Il documento delle organizzazioni imprenditoriali bellunesi invoca 3 ragioni. Belluno, provincia totalmente montana, con evidenti specificità in ordine al rapporto tra territorio e popolazione insediata, infrastrutture e servizi. Belluno, territorio con peculiari esigenze di autonomia e autogoverno perché contiguo con 2 regioni speciali. Riconoscimento della specificità per la provincia di Belluno nel recente statuto della regione. Per l'UAPI poi una soddisfazione particolare in questa circostanza. Nel documento sottoscritto nei giorni scorsi c'è un esplicito richiamo al libro bianco sulla montagna veneta realizzato dall'UAPI. Tutela per i casunziei, i ravioli della tradizione ampezzana e cadorina, per evitare sconvenienti imitazioni industriali ai danni di una produzione tipicamente locale. Ci stanno lavorando Luca Da Corte, presidente regionale dei pastai e presidente provinciale del mestiere varie alimentari, con il supporto tecnico del centro consorzi per conto dell'UAPI di Belluno. Nello scorso mese di luglio è stato avviato l'iter con un primo incontro con la direzione regionale dell'agricoltura, a seguito del quale è stato deciso di avviare le procedure per il riconoscimento del marchio IGP, indicazione geografica protetta. Ora è in fase di stesura la domanda per il riconoscimento che a breve sarà inviato a Bruxelles. Presso il centro consorzi di Sedico, dopo la pausa estiva, riprendono gli appuntamenti dei laboratori di make-up per donne in cura oncologica promossi dalle categorie estetica e acconciatura. Il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 1 ottobre dalle ore 9:30 alle ore 12. Per informazioni e adesioni si può chiamare il centro consorzi allo 0437 85 13 30. Voltiamo pagina. Il presidente di ANAP del Veneto, il bellunese Valerio De Pellegrin, ha lanciato l'allarme sui prezzi della benzina e carovita, esprimendo la preoccupazione che l'attenzione del governo verso la finanza pubblica faccia passare eccessivamente in secondo piano i temi sociali. L'aumento del costo della benzina, dichiara il presidente regionale Valerio De Pellegrin, provocherà a cascata l'aumento dei beni al consumo, con ricadute pesanti sui bilanci familiari. Occorre invece adottare subito una politica che consenta di ridare ossigeno alle famiglie, soprattutto quelle che devono sostenere gli oneri relativi a un parente non autosufficiente. La situazione delle famiglie italiane si fa sempre più difficile, non si ceda però alla tentazione, conclude De Pellegrin, di approntare soluzioni apparenti come la nuova social card che dovrebbe vedere la luce in ottobre, dalla quale non ci possiamo certo aspettare il drastico miglioramento di una situazione così drammatica. Un'ultima notizia, una notizia dalla Camera di Commercio. L'ente organizza il corso gratuito Crea la tua impresa per la promozione dell'imprenditoria giovanile e femminile che si terrà a Belluno nelle giornate del 20, 24 e 25 settembre prossimi, previa iscrizione entro il 17 settembre. Informazioni presso la Camera di Commercio e sul sito dell'ente www.bl.camcom.it. Ed ora, come di consueto, la vetrina sulle aziende associate UAPI. Com'è divisa e coordinata questa azienda? Allora, la nostra azienda è divisa a settori. Prima di tutto c'è l'accettazione, per individuare il problema dei clienti, diciamo. E da là si vede se è necessario una valutazione immediata di un tecnico o come fare con la vettura. La nostra azienda è situata a settori, c'è un settore per le revisioni, c'è un settore per le riparazioni, un settore per la diagnosi, un settore per le gomme, tutto suddiviso con dei suoi tecnici specializzati. Ecco, ogni tecnico ha il suo settore o fra di loro sono intercambiabili? In particolar modo ogni tecnico è specializzato in un settore, però riesce a
a sostenere delle mansioni anche degli altri. Che tipologia di servizi offre questa azienda? Allora, noi facciamo sull'autovettura, cerchiamo di soddisfare a 360 gradi il cliente, ovvero facciamo le revisioni, abbiamo il soccorso, abbiamo la carrozzeria, abbiamo l'elettrauto, abbiamo il gommista, abbiamo auto di cortesia in modo di sostenere il più possibile le esigenze del cliente. Quanta formazione ci vuole alle spalle, quanto impegno c'è da parte vostra ovviamente nel riuscire a stare dietro a queste auto? Abbiamo 3 tecnici che in genere mensilmente siamo quasi obbligati a fare formazione e corsi per essere in grado di sostenere l'elettronica, l'avanzamento dell'elettronica, insomma. Abbiamo parecchie autodiagnosi in modo di cercare di azionare su tutto il parco macchine che c'è. Sta andando avanti, l'elettronica varia in continuazione e quindi siamo obbligati a fare delle formazioni, corsi mensilmente. Oltre al corso di formazione anche i macchinari per la diagnosi vanno aggiornati costantemente? Sì, ogni semestrale in genere è aggiornamenti e annuale aggiungere autodiagnosi, insomma, perché sennò non riesci a stare al passo dell'elettronica. Un altro punto importante dell'azienda è cercare di spiegare al cliente quanto importante è la sicurezza in strada. Sì, è importante puntare sulla sicurezza per tutelare chi la guida, non è la vettura che è il problema, chi c'è su l'importanza, o anche gli altri, le gomme, le sospensioni, sì, l'efficienza frenante, tutte queste cosine qua che a volte l'utente, sì, se non vi è scritto sul cruscotto non tiene a bado. Che noi cerchiamo sempre di avvisare e di far capire al cliente che è necessario prima di mettersi in viaggio di fare questi controlli qua per tutelarsi. Impresa Diretta entra nella vita privata e professionale di 2 artigiane bellunesi che dividono la loro giornata tra casa, lavoro e figli. Ai nostri microfoni l'impegno e la responsabilità di una famiglia e di un'azienda di cui sono titolari. Isabella Gabbin, Orafa, Martina Gennari, grafica e designer. Allora, io parto solo da un presupposto, cioè la difficoltà c'è e su questo non ci piove, perché molto spesso noi donne sviluppiamo un bel senso di colpa del fatto che stai lavorando, non stai badando ai tuoi figli, e alcune persone non ti aiutano nemmeno in questo, cioè te lo fanno pesare, diciamo. Nell'insieme, se tu sei sicura di te stessa, credi in quello che fai, il fatto di essere sicura di quello che fai e di condividerlo anche con i tuoi figli ti fa lavorare comunque meglio, perché se con loro condividi la passione per il tuo lavoro, gli fai pensare che in quel momento non sei assente da casa, ma stai facendo qualcosa che ti piace, quindi gli comunichi e gli passi questo valore che è molto importante, cioè la passione per quello che fai. I figli lo capiscono, piccoli, grandi che siano. Li devi coinvolgere, secondo me, questa è una grossa cosa, è una cosa importante. Dal punto di vista invece professionale, è oggi la donna e di conseguenza l'imprenditoria femminile maggiormente considerata? Sì, mi sembra che ultimamente ci siano dei bandi che hanno comunque aiutato l'impresa femminile e che ci sia un movimento nei confronti della donna molto migliore rispetto a anni fa, naturalmente. Quindi secondo me c'è un avvicinamento da parte delle istituzioni al mondo dell'imprenditoria femminile. Naturalmente è un passo, secondo me, rispetto ad altri paesi che sono sicuramente molto più diciamo, propositivi, però secondo me la tendenza di cercare di dare valore al lavoro femminile, e oltretutto le donne mi sembra che stanno dimostrando tutti i giorni la grinta che hanno, la passione, e anche e soprattutto una cosa che è molto forte è la tenacia. E questo lo vedo, diciamo che probabilmente noi siamo abituati a gestire tante cose, lavoro, casa, famiglia, perciò abbiamo una capacità di, come dire, non dico buttare dietro la schiena i problemi, ma abbiamo più tenacia nell'affrontare le difficoltà che in questi anni sono molto aumentate, secondo me. È una cosa difficilissima, veramente difficilissima, perché il tempo è ridottissimo e tanti purtroppo non lo capiscono purtroppo talvolta anche i clienti, ma soprattutto le istituzioni che ci danno un po' troppo poco a noi donne madri.
soprattutto se poi si parla di madri single, ma lì è un altro discorso. Fortunatamente esistono dei finanziamenti, la donna forse in quel caso è un po' più privilegiata dell'uomo, però purtroppo adesso è un periodo di crisi, di conseguenza tutti i bandi, tutti i finanziamenti sono bloccati, per cui proprio in un periodo di crisi, che è il periodo migliore tra virgolette per innovarsi, creare qualcosa di nuovo, lanciarsi sul mercato, ecco che c'è comunque lo stop di questi finanziamenti che sarebbero necessari e fondamentali per poter far sì che l'economia riprenda il suo giro. Damiano Prizzon, 27 anni, professione maniscalco. Come mai? Io, inizialmente è nata conoscendo una persona che faceva questo lavoro e mi ha chiesto se andavo a aiutarlo così nei fine settimana o durante le vacanze estive dalla scuola. Sono andato a aiutarlo appunto e da lì mi sono appassionato e ho incominciato un attimino a informarmi su come potevo migliorare, come poteva diventare una professione e ho scoperto che c'era una scuola in Toscana, a Grosseto, al centro militare veterinario. E da lì ho fatto domanda, ho fatto il test di ingresso e niente, ho fatto un anno di corso a Grosseto nel 2006. Quanti sono i maniscalchi oggi? Come numero non lo so, ce ne sono diversi, anche se c'è chi dice che siamo rimasti in pochi, però non è proprio vero, ce ne sono ancora. Nel bellunese non siamo in tanti. Chi sono i suoi clienti? Sono esclusivamente in provincia di Belluno? Io mi sposto in tutto il Triveneto, diciamo, Belluno, Padova, Vicenza, andando in giù e più in su nelle zone montane verso Val di Fiemme, Predazzo Moena, Valsugana, Trento. Ecco, il mio circondario è questo più o meno. Come clientela è varia, diciamo, ci sono i maneggi ovviamente, come qui, oppure c'è il privato che ha un cavallo per hobby, oppure c'è ad esempio ancora qualcuno che ha il cavallo da tiro e che lo usa magari per dei lavori agricoli, magari più che altro a livello hobbistico che non vero e proprio, perché ormai il cavallo si sa che a livello agricolo ci sono i vari macchinari, trattori eccetera. Più che altro appunto come clientela persone, io il mio cliente è il cavallo, quindi ho diversi tipi di clientela, nel senso che ho diverse tipologie di cavalli, ho cavalli da sella, cavalli da tiro, cavalli da salto ostacoli, da dressage. Qual è la differenza tra il lavoro del maniscalco di un tempo e quello di oggi? Una volta c'erano le officine dove il maniscalco era un fabbro, era un vero e proprio fabbro, nel senso che faceva qualsiasi lavoro in ferro battuto, tra cui ferrare i cavalli. C'era anche chi lo faceva proprio principalmente, però in ogni caso si forgiavano i ferri a mano su un'officina con una forgia a carbone e ovviamente su ogni paese c'era un maniscalco perché il cavallo era il mezzo di trasporto, il mezzo di lavoro. Oggi invece che il cavallo viene utilizzato per hobby, principalmente per uso sportivo, e non c'è più appunto l'affluenza che c'era una volta di cavalli, il maniscalco si sposta col suo furgone e va nelle varie scuderie, nei maneggi dove c'è bisogno della sua prestazione. E gli attrezzi sono cambiati? Gli attrezzi sono molto simili a quelli del passato, però ovviamente la tecnologia aiuta moltissimo, nel senso che molto simili, pinze, tenaglie, raspe eccetera, quelle no, non si cambia. Quello che cambia è ad esempio la forgia. Una volta era una grossa forgia a carbone, adesso che abbiamo la necessità di spostarci e quindi di avere poco ingombro, si usano delle forge come questa che è una forgia a gas, funziona a gas propano e fa circa 1000 gradi di temperatura nel giro di 3-4 minuti. Poi abbiamo ad esempio per smerigliare il ferro, una volta magari si raspava a mano, invece adesso abbiamo delle scartatrici. Questa è una scartatrice da 1,5 cavalli e poi abbiamo ad esempio altri vari materiali come il trapano a colonna per bucare, per filettare eccetera, insomma, ecco.
In chiusura di Impresa Diretta rinnoviamo l'ascolto e la visione di questo programma sulle frequenze di Radio Belluno e Telebelluno puntualmente settimana prossima a quest'ora, ma ricordiamo anche la possibilità di rivedere le puntate sul sito internet ufficiale dell'Unione Artigiani www.unartbelluno.org, sezione Sala Stampa Multimedialità. Ricordiamo inoltre che c'è un numero telefonico a vostra disposizione per approfondire le notizie che sono state date in questa puntata allo 0437 933 201. L'augurio è quello ovviamente di una buona visione e buon ascolto dei programmi di questa emittente.